a tutti e benvenuti in un nostro laboratorio in dove noi sparteremo a teli di Gantu, teatro e arte plastiche, questi idee che ci vanno di scuola Andreschi di Gorti. Un ringrazio a maestra Federico Moraccioli per il aiuto. Oggi a Vabriguccia abbiamo scelto una tematica che pure aveva paura ai nostri artisti. L'emo da portare in foresta. Chissà ciò che lo può accadere, ma per un momento vi tocca scegliere tra te le loro idee. Quelle che voleva il teatro? E il canto? E l'arte plastiche? Buona, andate subito in vostra tele che i vostri professori vi aspettano, andate! Ecco, possiamo aprire le porte della nostra Vabriguccia. Saluto a tutti! Salute Francine! Salute Pedro Pasqualini, hai da essere un nostro professore di teatro e sono veramente contenta. E poi, idee? Ancora, e beh, giusto appunto Pedro, se non cominciamo a presentare queste idee lì. Allora, prima vado a presentare tutte queste idee ben intese, allora abbiamo oggi con noi la nostra commediante Giulia. E poi dopo abbiamo il nostro amico Dume Carlo. E qui, giusto accanto a me, Filippo Maria. E per compiere il nostro amico Luca. Ma sono bene artisti queste idee lì. Allora, ci puoi spiegare appena come usano abbastanza te teatro? Allora, sai che in questa scatoletta abbiamo parole che ce la mette in idea la nostra storia. Dunque, prima ce la sceglie le parole. Ah, che interessante, mi piace. Allora, pigliate pure una parola. Anoka. E che dice Anoka? Una pianta endemica che cresce dalle dura alla montagna. Allora, un'altra parola. Ularide, arboro magnifico. Ma chi sapete non t'aularige? Vous avouez, je te dirai compin. E sicuro che Giampino gorso delle nostre foreste. Allora, un'altra parola. L'anulu. Un anno? Chi dice un anno? Un amuccio. Un tap. Un mezzomo. Allora, un'altra parola per compie. A strega. J'ai proprio que una strega da foresta ci può sempre aiutare. Poi a me mi piacciono le streghe. C'è per, a qua ci ha trovato i costumi. Devo trovare una idea. Scegli per il vostro costume. Allora, ci ne bella affare qui. Ehi, questo berrettino posso fare un anno. Io ci do così un semicasone. E io posso fare un personaggio con questo capello. Ci vogliamo una strega, no? Sapete già che ho un paio di spicchietti per questa strega. Guardate che magnifica strega. Benissimo. Allora, sapete già che fa, perché chi c'è il lavoro qui, no? E do lavoro. Sicuro che lavoro. Mi ne scappo subito alla teluigante con il nostro caro vanno che mi aspetta. Lavoriate va. Vabbè, je pensi. Allora, Salute. Mi accolevego. Ehi, Fanu, mi trigavo allora di ritrovati da voi a nostra canzonetta. Chi piace di seguire con te, Francine? A me di nuove idee. Allora, prima di cominciare da te, mi presenti appena i due canterini? Yeah. Allora, qual è? Avemo Stefano, Filippo, Sara e Chiaralina. Allora, hai visto prima che il tema oggi è a voresta. Yeah. Che canzone hai scelto tu? Allora, per Sudem, ho scelto una canzone di un gruppo a Villetta che si chiama Farandola e è uscito da Wisco, Mattia ne aveva un'altra. Farandola? La conosci? Bella sicura che conosco, ma mi barra appena i figli questa canzone. Oh, penso mica che lo si può dire così. Ah, yeah? Basta più appena il ritmo. Appena di ritmo? Mi voleva piacere. Avemo. Attacchiamo l'antoribilio. Più di questo non tu ribili. Allez, cominciamo, se tu voli. C'era Barbino, Barbette, Bazza. Ma chi t'accade? È difficile. Riprovo per piacere. Vabbè, andiamo. C'era Barbino, Barbette, Barbazza, c'era... Non ce la facevi mica. No, è difficile. Pensavo... Sia le parole, sia il ritmo. Oh. E come mi fa? Sta sente, lavoreremo appena l'articolazione, chi può dire? L'articolazione, ma non solo, ce la troviamo di noi in tuo ritmo. Chi ne hai di idee? Io o mica? Io, perché chi beh, anche lei è come me. Bon, forse allora, che è appena difficile. Ma sono sicura che ci farei. Allora, sa sente, io da lasciare con suo drawaglione e i ideli e io da passare in un mattino d'arte plastiche perché chi mo ideli mi aspettano. Allora, travagliate avanti ideli, a dopo.
Salut dell'artisti. Come andiamo, va bene? Yeah. Allora, sapete che oggi a tematica di un nostro programma è a foresta e per l'arte plastica ho scelto di farvi lavorare non all'animali che si buono trovare in foresta. Vi piace l'idea? Yeah. Ma prima lasciatemi presentarvi ai nostri cari telespettatori. Abbiamo Isaia, Maeva, Lucia e Sara. Allora, questi animali che vedete questi davanti sono fatti di legni e sono stati concepiti a un Fab Lab di Gorti, una telo in due si fabbrica tanti affari. Vi propongo di andare a bere direttamente della telo come si basta. Siamo in una cittadella di Gorti e andiamo a un Fab Lab. Noemi ci aspetta per cominciare il lavoro. Prima cerca un modello in 3 dimensioni non da un sito internet e sceglie un'aba. Telegarca un modello in 3 dimensioni che sa da caricare di forme. E poi va una selezione di elementi e forme da mandare non da un logiciale di tagliatrice laser. E poi gli tocca fare l'importazione di un cartolare informatico. Ora, un ferme più che mette in ballo a tagliatrice laser. Ecco che forme pigliano forma. Questo lavoro di precisione il nostro montame un po' essere bello. Il risultato è magnifico, così bella saba. Allora, in corti abbiamo fatto un'aba, ma qui abbiamo dato, come vi dicevo prima, l'animale di foresta e ne abbiamo scelto 4. Abbiamo scelto un picchio, guardate così bello, abbiamo scelto Aira, abbiamo scelto di nuovo un gervo, magnifico gervo, e poi abbiamo scelto di nuovo a volpe. Allora, abbiamo da cominciare con te, Sara. Che hai scelto tu? A volpe. A volpe. Allora, guarda, ti metto un modello così hai i colori e può arrivare lo stesso. Tu, Lucia, che hai scelto? Un gervo. Un gervo. Allora, ecco qui a Fiora. Tu, Maeva, che hai scelto? Aira. Aira. Ecco qui un modello. E tu, che hai scelto? Un biccio. Un biccio. Ecco un modello. Allora, così vi propongo ora di cominciare a staccare le bezze che sono non a un legno. Allora, staccate burro. Andate. Picchiate forte che lo sorti. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi? 8 bese aiuto di lavoro. No, ce n'è. No, ce n'è un altro, non mica. Stacca la burro. Brava. Hop. È appena difficile, Isaia. Ecco. Allora, così vi propongo dunque di cominciare a colorire i vostri animali, ma di colorirli a piano, d'accordo? Siete capaci di riconoscere le forme. Allora, cominciate a pigliare dunque i colori. Allora, andiamo così. Tu, per esempio, qui a volpe, che colore è? Di appena... Di quasi arancia da volpe. Allora, ecco qui, Amina, e tu... Brava, castagno. Chi si sono persi. Così voi sentite su rimuscio al teatro? Ma che faranno? Ma di proprio di proprio Ahí a Sogi Wabu Natale che cercano a entrare in casa Zoya. Di benissimo. E tu, che volevi? E lo so, padrone. Ma per roulare, già già questa cosa, no? Benissimo, benissimo. E io faccio la strega. Mi piace troppo essere travestita così. E detta, allora, mostratemi come vedere 2 nani che sono persi in foresta e che hanno a beura e che vogliono entrare in casa Zoya. Siamo persi. Siamo disperati. Bravi. Allora, ricominciate appena.
ricominciate. Mostratemi che voi siete veramente bersi e disperati. Allez. Siamo bersi. Siamo disperati. Benissimo, benissimo. Allez, ricominciamo. Allez. Allora, mostratemi che voi siete veramente spaventati, che voi davvero siamo persi, siamo disperati. Allez, andate pure. Siamo disperati. Bravissimi os idee. Ah, beh, che il lavoro avanza proprio, I colori sono veramente gli stessi. Ma oggi fate caso a colorisce sempre in degli stessi sensi, Non fate mica n'importa che. Allora, continuate. Fa bene, qui? Oggi avete visto di noi che ci sono due wande, C'è un lato e poi un altro lato, ben scordate. Cercate di fare le stesse affari dell'altra wanda. Magnifici. Allora, io mi domando perché tutti avete scelto mine di colori. Mi puoi dire perché? Perché se noi si sbagliamo possiamo sguassare. Sicuro che puoi sguassare con mine. E tu Sara perché? Lavoro con le mine di colore perché la mina è più fine e più... E dunque più precise, dunque. Sa di capito, E beh, hai ragione, così poi colorisce come tu vuoi. Allora, continuate a più forma. Allora, ciò che va a domandare a voi, perché chi mi dica di vedere come è una orta montata, è di lasciare le vostre mine di colore e di cominciare a fare un montame. Volete cominciare un montame per piacere? Oh, sentite accanto chi cantano. Ma... insieme forse ballò. C'era barbino, babette, babazza, c'era zippetto, zippuccio, zippino. C'era babazza, babette, babino, fanno qua su e qua là. Allora, Odide, secondo voi, che tipo di musica è? Di un'aria tradizionale. Di un'area tradizionale. Ma perché? La sai? E perché si sente il violino? Perché si sente il violino. Ah, e beraghi, non t'awisco a Villetta, si sente il violino. Ma sapete di noi che si sente una voce tradizionale. Quale è so? Uasso. Uasso. A seconda. A seconda di una voce che porta il canto e dopo chi c'è? E la terza. C'è la terza, di una voce che fiorisce il canto. Ma di a me so che mi interessa di farvi cantare appena. Qual è che mi può cantare a melodia? A me canti fili. Allez. La 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 la. A me puoi arrivare. Si mica per tutto come lo Giulia. 3, 4. La 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 la. La 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 la. Osti, a mi facci tu? 3, 4. La 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 la. Aspetta, ci ho più dono. La 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 la. 3, 4. La 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 la. Allez, arriviamo, mo giù. La 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 la. La 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 la. Insieme. La 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 la. La 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 la. Come voi siete eroi. È veramente magnifica. Mi piace assai. Allora, accanto... attenti che è delicato l'affare. Te ti lascio rimettere. Tu, Lucia, fai un montame di udogervo. Fa bene appena. Che bello, Allora, arrivagi? Mettila qui. Vediamo appena. Guarda, si assomiglia. Sì. Ce la... Ah, fa giocare a cascare. Aspetta, dia una mano. Guarda, eccono qui. Ah, tu l'hai già montata da ieri. Guardate così bella. Oh, magnifica. Così bella Sayira. Brava Maeva, sei proprio brava. Oggi, sapete già come propongo? Ed andare a trovare a nostra piccola giornalista Lucia che ci va a scoprire un bello scorno di Corsica in dove si respira aria pura. Ella una uda paura di un lupo e andata a fare una bella spassigliata in una foresta di Vizzaona tra pini e larici. Tocca a te, cara Lucia. Oh, di
Francine, să știi che de come un pino che sei in Bizzaona. In ciudad tra un Monte Oro e l'Oriente, mi gompa spessigia sotto l'arbore da monti. In de noi è montagne così alte, arrestano minuli e manca l'acqua. E a vorresta ginasce vagiule vagiule. In Bizzaona ci troviamo un vau che ci porta a Vriscura e in due esibiata a Ira, l'arzi lunga ai fiumi, a Leccia che fa un bello vogo, ma il mio preferito, l'Arige, un nostro famoso vino endemico. Dopo l'antichità è sempre stato ricercato quest'arboro, con il fusto lungo e diritto. Etruschi, greci, romani e bella sicura, genuesi e francesi, mintuediano quello re di avere questa corsa. Con il colore grigio e i sobigneti diughi si riconosce subito. E di quando in quando, se noi siamo fortunati, ci possiamo scolinare a Picciarina, a quello che campa solo in Corsica. Ma bilascio, che questi ci nascono di noi folle che mi regano a beura. Da ritrovati, Francine! A presto, Lucia. Allora, noi abbiamo avanzato nel nostro fratello un montame e compio. E volerebbe domandarti, Lucia, perché hai scelto di va a Gervudo? Perché chi mi piace assai. E poi un animale che rappresenta la Corsica. È vero che rappresenta assai le nostre montagne. E tu, Maeva, perché hai scelto a Ira? Perché la trovo bella, caruccio e mi piace assai. Ma sapete che assomiglia quantunque a un altro animale? A quale assomiglia Ira di noi? A un altro animale? A un scuriolo. Brava, Lucia, assomiglia assai a un scuriolo, ma in Corsica non ce n'è mica. È vero che in Corsica non se ne trovano mica scurioli. In dove l'ha portato tu, Isaia? A giù a portare in casa. In casa? Per ricordo. Come un ricordo, hai ragione. Oggi ti abbiamo guardato una volta, siete stati proprio bravi e ora mi tocca andare a bere i vostri compagni di teatro. Non partite mica che dopo abbiamo un nostro ritratto, ma raccomando. Allez, oggi a dopo. Ma che si passa qui? È avanzato? Oh, Francina, mo avanzato, Isidi l'hanno immaginato una storia che sti due nani si sono persi in foresta dopo il giro di Babbo Natale di dicembre e anche abbiamo obrato la nostra scatoletta a parole. Allora? E allora, ti mi mostrato, ci vuole aiutare? Bella sicura, che posso fare io? Dopo restiva un anno. Vabbè, allora mi metto con i nani qui. Allez, mostriamo a Francine. Allez. Siamo persi. Siamo disperati. Aiuto! Anch'io. Buongiorno. In casa nostra. Mi fiela sta buona rigiu. Coi bignotti giù. Giulare, ora già questa corsa. Aiutateci, Large, mi piace. Che posso dire? Allora, siamo di d'ottobre e poi si de bersi di dicembre, ma faccio un pezzo, ma... Accidenti! Piombo! Aretto! Si balanino. Il nostro curcinese. E chi dice non corti? Po. Allez, ricomincia così allora. Po. Siamo d'ottobre, si ne sempre qui. Come va? Come va? Può darsi che strega sa. Ubi. Posto che Ubi non conosce tutte le piante della foresta, o tante conosce un incantesimo per farli voltare in casa sua. Forse. Io conosce tutte le piante della foresta, tutti i diasi per andare a bioli. Ma il problema è che sono radicati da poi anni, non posso muovere. Ma va? Di bere arraigato. Mostra lui che tu sei arraigato. Forse che... Mi, a strega. Fa la finita, tu, fa la finita. Fa la finita, e a baia cerca. Anoka, due bignotti a scopo. Io strega. Cerca. Aiuto. Cerca strega. Mi. Questa era Anoka, qui un pezzo di scopa e infine due pignotti. Bravissimo. Allora, ci tocca a inventare un incantesimo, una formula. Allora, aspettate.
Sciocca. Nuca sciocca. Nuca sciocca. E bacche. Scoba. Boga. Scoba boga. Nuca sciocca. Scoba boga. E dopo? Pignotti gocci. Pignotti gocci. Allora, lavemo. Allora ci concentriamo. Bene. Ozidi. Tutti insieme, lì. Nuca sciocca. Scoba boga. Pignotti gocci. Nuca sciocca. Scoba boga. Pignotti gocci. Nuca sciocca. Scoba boga. Pignotti gocci. Allora, che volevi, Maria? Sono entrato in casa sua. Ah, infine, siamo voltati in casa nostra e siamo liberi, Ozideli. Bravi, siete stati tremandi, belli attori, ma sapete ciò che non mi ferma fame è andare a trovare un nostro garovano che mi aspetta per cantare. A me mi piace di cantare. A dopo! A beijo, Francine, sciati da là. Così di, bravissimo. E io vengo a bere a chinesimo devo sapere lui canto. Hai imparato la canzone? E Francine, bene mu d'attacca seconda strova. Ah, yeah? Yeah. Allora, chi mi ferma a fare? Allora, prima che tu venga, mu trabalha appena in melodia, sabe appena so che lo suonava sul famoso violino tradizionale. Yeah? E non sa che, abbiamo visto appena da dove lo veniva questa musica, che dire una musica tradizionale e che si ritrova noi oggi tradizionale. D'accordo. Yeah. E a chi viviamo? Allora, voglio spiegare appena queste idee come è strutturata questa canzone, come è organizzata. La struttura di questa canzone, chi è una struttura? Allora, sapere quando hanno un ribilio, quando hanno una strova, come tutto si incadena. Yeah? Allora spiegaci appena. Così, sapete quante c'è strove in questa canzone? Quanto ce n'è? 4. C'è 4 strove. E ribili quanto ce n'è? Ce n'è 4 biribi. 4 ribili, ma i ribili come è sempre? Gli stessi. È sempre gli Ed stessi. è per questo che si riconosce, E per questo perché che è si sempre chiama lui ribili. stesso. Allora, sapete che prima viene a Strova. strova, dopo viene un Ribilio. ribilio e dopo viene a... Melodia. Mi puoi cantare un ribilio per piacere? C'era bambino, barbette, barbata, c'era zippetto, zippucci, zippino. C'era barbata, barbette, bambino, farandulando qua su e qua là. Sono più sì. forti che me, eh? Sono più forti che te, ma sai, mi viene qualcosa in capo. Sì. Mi voglio aiutare appena. A chi fa? Voglio lavorare non l'articolazione in furia. Ah, allora sai ciò che ne abbiamo? Dimmi tutto. Io vi propongo di fare un Yeah. Allora, abbiamo cominciato con Stefano. Yeah. Tu hai suonato e io hai da cantare in furia. In furia. Allora, Yeah, adesso una per furia anch'io. E anche tu. Allez. Si pronto, Stefano? 2, 3. C'era barbata, albette, bambino. Sei sbagliato. Sei sbagliato. Hai inteso, ricominciamo. 2, 3. C'era barbata, albette, bambino. Fallo più un furio ste. Ma accompagnalo tu. 2, 3. C'era barbata, albette, bambino. C'era zippetto, zippucci, zippino. È difficile. Hai ragione, Francine. Provo con Filippo. Yeah. Allez, a te. 2, 3. C'era. C'era bambino, barbette, barbata, c'era zippetto, zippucci, zippino. C'era Vabbè. barbata, barbette, bambino, farandulando qua su e qua là. È più forte che Allora, noi. hai capito queste idee, eh? Yeah, beh, l'articolazione di qualcosa che lo capisce proprio. Sarà, vuoi fare Allez, tu? a te, Sara. Allez. Si pronta? Yeah. 2, 3. C'era bambino, barbette, Ah, è più Ci difficile. so che si sbagliano, eh? Vuoi provare una volta? D'accordo. Andiamo. C'era bambino, barbette, barbata, c'era zippetto, zippucci, zippino. C'era barbata, Mila, barbette, mila, mila. bambino, farandulando qua su e qua là. Brava! Ce Ce la la fai. fai anch'ella. Allora, tocca a te, Carolina. Sei pronta? Yeah. Yeah? 2, 3. C'era bambino, barbette, barbata, c'era zippetto, zippucci, zippino. C'era barbata, barbette, bambino, farandulando qua su e qua là. Sono più forte che Sono me. più forti che te. Bon, sai, Francine, Yes. a me so che mi piace di cantare. Yeah. Bon, a cantiamo usare sta canzone. Volete provare? Yeah. Allez, andiamo. Canti con noi. Allez, se Allez. ci faccio. Senza Andiamo. te un po' su vanuna. Andiamo. Una volta una ranoccia, scianche zamma con una roccia, scontrella zia vinoccia e insieme volseva là. C'era bambino, barbette, barbazza, c'era zippetto, zippucci, zippino. C'era barbazza, barbette, bambino, farandulando qua su e qua là. Melodia! La 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 la. La 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 la. Buono, Ziti, siete stati proprio bravi a cantare questa canzone che era veramente difficile. Difficilissimo, Ma Francine. Dio, perché sei un bello professore. Allora, Ziti, ora vi propongo di andare a ritrovare Pedro e l'amici per andare a farci un selfie che ne ide. Allez, venite con me. Andiamo. Allez.
Allora, Roside, mettitevi in piazza e ci tocca fare i nostri ritrati. Un bello selfie. Allez. Allez, vas-y, dis.